21 anni di reclusione per l'accusa di aver ucciso con 14 colpi della pistola di ordinanza il violento figlio con problemi psichici che da anni lo picchiava e gli estorceva i soldi. La Corte di Assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, ha condannato Gaetano Rampello, di 59 anni, poliziotto in servizio al reparto mobile della Questura di Catania, che ha confessato l'omicidio del figlio 24enne, Vincenzo. I giudici hanno escluso le aggravanti della premeditazione e riconosciuto le attenuanti generiche della provocazione, che hanno consentito di contenere molto la pena. L'omicidio è avvenuto il 1° febbraio in piazza Progresso a Raffadali, dove i due si erano dati appuntamento in quanto il figlio avrebbe preteso 30 euro. In quel momento il 24enne, secondo il racconto dell'imputato, avrebbe strattonato il padre e lo costrinse a consegnargli gli altri soldi che aveva. Rampello, secondo quanto lui stesso ha ammesso, dopo essere stato aggredito, ha estratto l'arma e gli ha sparato alle spalle, consegnandosi poi ai carabinieri a una fermata del pullman. Dietro l'omicidio c'erano diversi anni di violenze e sopraffazioni da parte del giovane verso il padre, alimentati dai problemi psichici che il ragazzo aveva, che viveva insieme a uno zio in un clima conflittuale tra gli stessi genitori che si erano separati con ripetuti contrasti. Il pubblico ministero Manno, all'udienza precedente, aveva chiesto la condanna a 24 anni. Non è stato un omicidio d'impeto, aveva detto. Mi ha premeditato il gesto andando probabilmente a prendere la pistola in caserma prima dell'appuntamento. Tuttavia ho subito anni di violenze e sopraffazioni ed è stato l'unico che ha provato ad aiutarlo, contrariamente alla madre del ragazzo che è venuta qui a testimoniare, sminuendo e negando i problemi psichiatrici. La difesa ha pure ricordato che in alcune telefonate registrate volutamente dall'imputato, secondo il PM, precostituirsi a un finto alibi, Rampello ha parlato col fratello di una questione legata all'affitto di un ragazzino, dimostrando di avere preso alcuni appuntamenti per i giorni successivi e mostra di impegnarsi per trovare una soluzione per curare il figlio. Tutto va nella direzione opposta, ha concluso il legale, di un omicidio premeditato. L'avvocato Pesante si era anche soffermata sulle ripetute violenze ed estorsioni subite dal poliziotto da parte del figlio, che in alcune circostanze erano state denunciate. L'imputato dovrà risarcire l'ex moglie, il cognato, l'ex suocera, che si sono costituiti parti civile con l'assistenza degli avvocati Aggiato e Maragliano. La madre e lo zio del ragazzo sono finiti sotto inchiesta per falsa testimonianza. La Corte, ritenendo che abbiano mentito o siano stati reticenti, ha trasmesso gli atti alla Procura.